Scatman's World. Bene raga, tutti dal Comandante Veneziano. Allora, siamo su Motorsport Manager e adesso voglio creare il mio primo edificio, centro ricerca talenti. Eh sì, voglio provare per cercare di trovare qualche pilota veramente devastante. Ok, che se ne in debito, chi se ne fotte, fotte sega. Stiamo migliorando la monoposto. E... ok, perfetto. Riparazione terminata, monoposto. Migliora componenti. Allora, ok. Facciamo anche questo. È fondamentale avere i componenti messi bene perché sennò fioi sono cazzi. Sono cazzi. Ora qua abbiamo cazzo 60% qua per esempio. Aspetta. Adesso non ce la faccio qua 60, la priorità è 56, 54, ok. Questa è la priorità. Vediamo sto centro ricerca dei giovani piloti. Se trovo il bestione, ma di suo culo, lo metto lo compro subito. Progettazione motore, ok. Allora. Eh, Centro per lo staff. Ma sì, ma la Varane ne spacca i coglioni. Guarda, ti dico di sì, tanto non me ne fotte un cazzo. Guarda. Che due palle però. Costruzione motore terminata. Ora vediamo un attimo. Motore 179 all'80%. Questo è 194 al 78. Quindi abbiamo un piuttosto miglioriamo le prestazioni qua. Bisogna più della fedibilità, amore, mi spiace. Vediamo le prestazioni qua. Abbiamo 74 in 57. Quindi questo è a posto, 74% mi va bene. Allora questo lo possiamo mettere sulle sospensioni. Ok. Sospensioni. Siamo messi abbastanza male, però col discorso, con un'altra prestazione da migliorare, miglioriamo. Miglioriamo questo. E miglioriamo piuttosto questo, scusa. Abbiamo qua 179, ciao questo. E miglioriamo questo. Ok. Raga, prove libere finite. Vediamo un po'. Terzi, ottavi. A me fa paura per il mondiale, a parte la Cavalcanti, che vabbè è un po' porca, ma Cristiano e Fox. Molly Fox e Cristiano De Oeste. De Oeste per me è un giovane fenomeno, 21 anni, argentino. Fa paura quel porco. Allora, qua il consumo delle gomme è veramente elevato, eh. Questo gara più 10. E questo, perfetto, così siamo un po' più tranquilli qua. Ok. Le super morbide più 5. Setup, il setup. Attenzione qua, il carico aerodinamico va... Ok, facciamo così. Eccellente, ottimo, dai. Carico, teniamolo così. Perfetto. Porca troia. Ok. Ok, no, cazzo. Vabbè, così è l'unica però il carico. Mm. Facciamo così, dai. È l'unica scelta delle gomme. Partiamo con le super morbide. E poi però passiamo alle soft, che secondo me sono le soft, le gomme
della gara questa. Ok, qua tutto bene. Sì, dai, qua ci sta tutto. Gomme. Anche con lei. 11 giri. Ok, strategia pilota. Di partire un po' più tranquilli però. Non per forza subito a cannone, tanto non cambia niente. Cambia un cazzo. Consumo gomme molto alto, medio. Il carburante. Vai ragazzi, si parte. Si parte raga, vediamo se Antonov riesce a fare una partenza più decente. Banane nona, Antonov sedicesimo. Bisogna rosicchiare i punti qua a qualcuno, se no è la fine ragazzi. Quindi quelli indietro sono partiti con le soft. Banana in settima. Antonov quindicesimo giro, record di strambi. 31 giri alla fine ragazzi, sedicesimo e sesti. Dai Antonov si fa imbottigliare, ma porco. Niente, Antonov proprio non c'è, Antonov. Ragazzi, dopo la grande vittoria, drive 2 per qualcuno. Madonna, quanti pit stop subito. Ah, sono bloccati i freni. Madonna, quanto si sono usurate le gomme, Dio Cristo. Devo assolutamente sviluppare anche l'edificio per i freni, per il bloccaggio, che robe là. Sì. Qua Antonov mi ha fatto un brutto errore. Mi ha fatto un brutto errore qua Antonov. Catroia. La Vananen è quinta, vediamo un attimo come sta la nostra prostitutona Vananen. Ok, dai. Quinta, non male. Antonov dodicesimo. Mamma mia che bagar. Dai, Fioida. Madonna, Antonov è veramente inguardabile. No, facciamo peggio dell'anno scorso, a parte la grande vittoria nella prima gara, ma stiamo andando peggio per il momento, eh. Pit stop il prossimo giro, 13-15, carburante lo mettiamo per 14, una via di mezzo, componenti ok, pit bilanciato. Messa meglio la Vananen, ma no, la Vananen, dai, diamo alla Vananen le ultime possibilità. Antonov ai box, quel bloccaggio di Antonov è stato veramente pesante. La Vananen è in testa alla corsa. Brava Vananen. Antonov 14esimo, non c'è niente da fare. Pit stop per la Vananen. Anche lei mettiamo 14 giri. E bilanciata. Ok, Antonov 15esimo. Safety car virtuale, questo può essere un vantaggio. Ah, ecco, per poco, però cazzo. Ok. La Vananen è in testa. La Vananen è in testa, ragazzi, non ci credo. Antonov 11esimo. Fuori de Oste. Fuori o de Oeste, non lo so. Questo è importante per il mondiale. Adesso vediamo Antonov cosa combina. Al massimo, ok. Vai. Antonov è in grosse difficoltà però, Mamma mia Antonov. Non me l'aspettavo un Antonov così in difficoltà. Niente, Antonov non riesce a fare nulla, ragazzi. Devo seguire Antonov per... Mamma... No, Antonov, hai rotto i coglioni adesso, però, te lo dico. Datti una svegliata velocemente. Mancano 22 giri.
La banana è prima con 3-4 di vantaggio. Antonov in una crisi senza fine, Antonov. In una crisi senza fine, Antonov. La Fox è 18esima. Dai, Antonov, dai, Antonino mio. La banana è la 65 della banana procede per il... mamma mia, Antonov, dai, decimo. Ha problemi nelle curve lente, Antonov, c'è poco da fare. Banana intiene bene per il momento. 20 giri alla fine. Dai, Antonov, dai. Diamo un po' di risparmio, Antonov. No, tranquilla, Vananen, tranquilla. Dai, Antonov, la Vananen ha sfruttato appieno la safety car. Ok, spingi perché il prossimo giro deve andare ai box, Antonov. Io continuo con le soft, però. Carburante. Potrei farcela fino alla fine. 3 giri in più deve durare. Ma. E qua per 18. Vediamo, io ci provo, ragazzi. Io ci provo con Antonov, non ho altre alternative più che altro. Però devo stare in risparmio per un po' di giri all'inizio. Vediamo la Vanane, 34% la Vanane, anche lei va ai box al prossimo giro. Anzi no, no, perché? Risparmio. Aspetto con la Vanane. Con la Vanane sì che posso finire la gara. Vediamo Antonov. Mancano 16 laps. 16 laps remaining. In inglese puro. Anche qua è dura. Però devo tentare. 16 giri. Ok. Dai Vananen. Muoviti Vananen. Stiamo su Antonov che è 14esimo Antonov. Tredicesimo Antonov. Giro record della la Fox è devastante. Strambi in testa comunque. Ma Strambi dovrà tornare ai box sicuramente. Adesso la Vananen. Dobbiamo tenere in risparmio la Vananen per un po' e anche Antonov. Questa è la strategia ragazzi. Antonov 11esimo. 14 giri alla fine. Col carburante ci siamo. Col carburante ci siamo per il momento. Vananen sempre seconda. Ok, la Vananen possiamo mettere neutrale. E anche ad Antonov. Piano piano ragazzi. Possiamo arrivare in fondo con tutti e due, secondo me Antonov non lo so. Con Antonov la vedo molto dura, di arrivare alla fine. La vedo molto dura, però secondo me non ho alternative. Vabbè, vediamo, dai. Banane 77% le gomme. Undici giri alla fine, sarà durissima, ragazzi. Mamma mia. Sarà molto dura, la banana rimane seconda.
Tutti gli altri chiaramente vanno nei box. Antonov settimo. No, con Antonov non ce la faccio, ragazzi. Con Antonov non ce la posso fare. Con la Vanane è da vedere. Con la Vanane è da vedere i pit stop comunque strambi. La Vanane ne è prima. Però deve tenere il 59% per ancora molti giri. Mi sembra un'impresa un po' difficile. Mi sembra molto dura, ragazzi. Ma ci provo, 8 giri alla fine. Antonov ai box. Sì. Io ci provo con Antonov, è l'unica. Mancano 8 giri. Ok. Facciamo 9 per sicurezza. E pit stop veloce. Dai. Vediamo se poi riesce a fare la remontata. Antonov settimo. Antonov rimane settimo. No, che cosa è successo? Seconda la Vananen. Però 24 secondi della Dreyfus. Però 24 secondi allora possiamo andare ai box, scusa. 7 giri. Vai. Vai Vananen. Al massimo. Almeno teniamo secondo posto, cazzo. Dai veloci. Dai che forse è giusta la strategia. Yes! Rimaniamo secondi, bravissimi. Siamo gli unici con le soft noi. Stai calma, stai. Dai, vai Vanane, dai che forse questa è la strategia vincente. 5 giri alla fine. La Vanane però 15 secondi di ritardo da Strambi. E Antonov è indietrissimo da Gerard. Non possiamo farcela, no. Se va bene manteniamo queste posizioni. Dai Vanane. La Vanane non riesce non guadagna poco la Vanane purtroppo. Cazzo, Antonov, ma che palle Antonov però. È già il 59%, Cristo santo, Antonov dorme. Antonov, guarda quanto tempo perdo. Strambi va a vincere. Complimenti a Strambi. Antonov rimane a un sesto posto, mi va anche bene se tiene quelle figlie di puttana di gomme. Mamma mia ragazzi, veramente Antonov fuori forma comunque. Strambi va a vincere, il porco di Strambi. Mamma mia, carburante a rischio per Antonov. Carburante a rischio per Antonov. Ok, invece la Vanana ha fatto una gara perfetta e non so, la dormita veramente di Antonov. Va a vincere Strambi, complimenti a Strambi. Brava Vanana in seconda che va sul podio. Dai Antonov salva la baracca sesto. Bravo Antonov, si salva Antonov che guadagna punti. Molti punti comunque sul primo. Sull'argentino però ragazzi. Ha vinto un italiano comunque. Di colore. Un po' abbronzato, ma va bene insomma. Me lo godo lo stesso. Un italiano un po' porco.
Ok, però speriamo, o magari Strambi che ha fatto sta vittoria così ha rubato, speriamo, dai, vediamo se guadagniamo una posizione, dai, controlli auto, Strambi squalificato. Dai che gliel'ho tirata. No, peccato. Antonov sesto. Buono, però prendiamo tanti punti qua, guarda che roba, qua Molly Fox indietro. Ma è un podio importante per la Vanana. La Vanana è così, discontinua, però la Sergi Antonov è a meno 5. Dalla Fox e Gerardo Est ha perso tanto, la Vanana ne risale, piano piano ragazzi. Da costruttori siamo terzi a 14 punti di distacco. Buono, finalmente una buona gara, dai. Dopo la vittoria che Antonov purtroppo è un po' in crisi Antonov, non c'è niente da fare. Qua sta un po' salendo, però chiaramente sale poco il nostro buon Oliver. Però piano piano, dai. Ok. Soldini arrivano, recuperiamo un po'. Ragazzi, Sharp, questo qua è una bestia, Sta Sharp. Catroid. Dai, Antonov, piano piano. Dai che lo vinciamo sto mondiale se ci crediamo. Freni costruiti, ok. Raga, un saluto del comandone veneziano. Prossima gara la voglio vincere però, Aggiornamento vetture. Intervista, facciamo un'intervista, dai. Sì. Un ottimo risultato per noi. No, bravo pilota, non preoccupiamoci. Ok, perfetto. Podio. Costruzione fine terminata. Raga, sotto il comandone veneziano. Nel prossimo video ci sarà anche lo sviluppo dei talenti. Quindi vediamo se troveremo qualche buon pilota. E niente, la macchina c'è. Dovevamo solamente un po' di fortuna in gara con Antonov che è un po' fuori forma. Ciao!